Il tam tam rimbalza di città in città. I giovani legati, simpatizzanti dei centri sociali veneti saranno dopodomani, sabato 2 febbraio a Treviso, per una grande manifestazione di solidarietà contro lo sgombero del centro occupato ZTL Wake Up nell'edificio dell'ex Telecom. Sono migliaia i giovani attesi nel capoluogo della Marca. Stiamo cercando insomma di essere in tanti e anche la risposta che abbiamo dal punto di vista della cittadinanza anche padovana, dei giovani di Padova, è importante. In massa a Treviso per dire no allo sgombero di un luogo, dico i giovani dei centri sociali deputato al dialogo e a una socialità alternativa, uno sgombero inaccettabile. Uno sgombero inaccettabile, uno sgombero che appunto non ha semplicemente chiuso uno spazio sociale ma ha chiuso un'esperienza che però ha voglia di rilanciarsi, ha voglia di reinventarsi, ha voglia di tornare a vivere dentro il territorio trevigiano. Noi comunque la nostra arrabbiatura per come è stato trattato tutta quanta la nostra esperienza e per come continuamente veniamo dipinti c'è, esiste e non possiamo negarla e sarebbe sbagliato rimanere in silenzio rispetto a questa questione. E dopo la tensione dei giorni scorsi dovuta alla chiusura da parte delle forze dell'ordine della struttura, la solidarietà si organizza via web e di minuto in minuto raccoglie sempre più adesioni. L'iniziativa di manifestare in città tutto il proprio dissenso per la chiusura di uno spazio considerato libero. Sabato dunque Treviso sarà blindata nel tentativo di disinnescare quella che potrebbe essere una bomba sociale. Da parte dei manifestanti però giunge un messaggio che vuole essere tranquillizzante. Pacifica perché comunque abbiamo scelto la strada della non violenza nonostante questura, amministrazione e prefettura sembrino volerci dipingere in altro modo. Sarà una manifestazione molto partecipata dal punto di vista della cittadinanza più che dal dato appunto esterno di chi arriverà da fuori, ma proprio dal punto di vista trevigiano sarà una numerosissima manifestazione che ha voglia di portare in piazza tutte quelle che sono le tematiche e le questioni che ZTL ha rimesso al centro nel territorio trevigiano.